No, faccio delle provocazioni anche per cercare di essere sintetico, perché mi piace molto il titolo e credo che fra il titolo, l'analisi di ciò che è successo in questi 10 anni e la nuova normativa nazionale che sta avanzando, forse questo sia un po' il tema che dobbiamo affrontare, e non darei per scontati alcuni passaggi. Passatemi la provocazione, probabilmente 10 anni fa, sicuramente 20, ma probabilmente anche 10 anni fa qualcuno di voi sarebbe chiesto cosa ci fa l'assessore all'agricoltura in un convegno come questo, no? Perché l'assessore all'agricoltura si occupa di SAU, superficie agricola utilizzata, e di UBA, unità di bovino adulto, ovviamente, no? Perché questi sono i compiti dell'assessore all'agricoltura. Credo che invece ci siano stati grandi cambiamenti, e questa frase, che ormai anche per chi fa l'assessore all'agricoltura è una frase quasi, guardate, abusata, tanto è trita e ritrita, multidisciplinarità, no? Forse anche è l'ora di dire che chi ha pensato delle normative sugli ecomusei, chi ha pensato quel percorso, è stato antesignano di un percorso come questo, nel senso che si è pensato già allora che si doveva in maniera dinamica, ovviamente, tutelare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale, ma capendo che era fortemente e intimamente collegato al proprio territorio. E questo era effettivamente anche uno degli elementi costitutivi. E guardate, non è un patrimonio, se volete, anche di assunzione culturale scontata. Adesso certo, ognuno di noi è capace di dire che non c'è agricoltura non c'è turismo senza agricoltura, non c'è paesaggio senza interazione con la stessa agricoltura, con le attività antropiche, con le tradizioni. Ma una volta veramente si lavorava per parti. Uno si occupava di agricoltura, l'altro si occupava di paesaggio e l'altro si occupava di cultura in senso stretto. Credo che gli ecomusei abbiano rappresentato già allora un passo in avanti in tal senso, e mi permetto di dire possono rappresentare probabilmente un ulteriore passo in avanti oggi, a 10 anni dalla legge regionale, con la nuova normativa. Da un lato anche qui in maniera culturale, forse alcuni di quegli elementi che noi all'epoca pensavamo doverosi e necessari in termini di tutela, di difesa, se volete, anche a volte, di difesa, di tutela rispetto a magari alcuni percorsi che scomparivano, progressivamente sono diventati anche elementi di ricchezza e di sviluppo. Se volete faccio gli esempi agricoli per capirci. 10 anni fa, e probabilmente forse un po' di più ma non molto di più, i vitigni autoctoni non erano considerati dei vitigni da tutelare, perché rischiavano di scomparire. Oggi forse sono percepiti come degli elementi competitivi importantissimi in un mercato paradossalmente ancora più globale. Se volete la provocazione massima, lo stesso Prosecco, che è ormai quello più conosciuto, è stato tutelato attraverso il riconoscimento di alcune viti trovate nella cittadina di Prosecco in provincia di Trieste, e così è stato possibile tutelare un suo areale di produzione, non perché ci si è inventati, no? Quindi attraverso una tutela di quel prodotto che è diventato, se volete, il prodotto, passatemi il termine senza nessun giudizio critico, forse più industriale in questo momento, dall'altra parte. Quindi, ma ci sono 1000 esempi. La Rosa di Gorizia prende l'aereo per andare a New York, l'Asparago di Tavagnacco prende quotidianamente ovviamente la parte o via strada o via ferrata per andare in Germania. Cioè realtà che consideravamo delle nicchie, certo, in termini di politica agricola, ma da difendere e tutelare quasi per un senso identitario o di difesa culturale, sono diventate delle straordinarie ricchezze, delle potenzialità di sviluppo territoriale. Forse questo, secondo me, è anche quello che possiamo mettere in campo per il futuro. Io, per quanto riguarda la politica agricola, per essere davvero chiari, è una scelta di politica agricola che si interseca, io spero,
si interseca anche quel lavoro degli ecomusei che sappiano ancora più fare rete per questo. Una regione che è lunga 120 km e che è composta da 1.200.000 abitanti ed è fatta per il 60% da montagna, secondo voi può competere con un'agricoltura massificante? Cioè, penso che non è solo, guardate, sapete perché? Perché sapete qual è stato l'errore in passato? Che questa frase che io ho appena detto la si ammantava di romanticismo e idealismo, che è bello ed è giusto, in particolare l'idealismo, il romanticismo in questo caso un po' meno. Ma si facevano queste scelte dicendo io voglio tutelare i miei prodotti, le mie identità, le voglio difendere. Non c'è solo, è una scelta di politica agricola. Voi pensate che noi possiamo competere con un mondo sempre più globalizzato sulla maiscoltura, per fare un esempio? Credo che non sia quello, ci sarà anche quello, ma vi do due dati per capirci, perché poi si fanno molte frasi fatte. Il censimento del 2010 a cui tutti fanno riferimento riporta che in questa regione c'erano 76.000 ettari di mais. Gli ultimi dati SMEA del 2015, 5 anni dopo, ci parlano di appena sopra i 50.000. In 5 anni si sono riconvertiti un quarto delle colture a mais, perché probabilmente anche il mondo agricolo cerca di fare delle scelte, con grandi difficoltà, però credo debba essere aiutato verso quel percorso. E credo che anche gli ecomusei, nella loro interrelazione con tutti gli assessorati, in particolare con i nostri e con quello dell'assessore Torrenti, devono essere, secondo me, effettivamente degli aiuti molto forti anche ai decisori politici. Cioè noi abbiamo bisogno di far capire al cittadino che non c'è solo la tutela romantica o ideale del patrimonio materiale e immateriale, ma c'è anche la potenzialità di sviluppo attraverso quella tutela. Non so la provocazione agenzie di sviluppo, non so se proprio anch'io userei il termine agenzie, ma registi forse sì, di sviluppo, anche su determinati strumenti che sono in campo. Penso al programma di sviluppo rurale, per fare un esempio banale. In tutta la zona collinare montana si applica la strategia LEADER. Per chi non è molto avvezzo a questi strumenti, traduco in termini molto concreti: vale 16 milioni di euro. Ecco, per capirci in termini molto concreti. E ogni strategia è gestita da dei GAL, acronimo per gruppi di azione locale, che hanno l'obbligo di fare dei percorsi partecipati per mettere in campo le proprie idee di sviluppo per quei territori. Hanno l'obbligo di fare dei percorsi partecipati. E credo che gli ecomusei, con la loro competenza e quanto hanno maturato, possono essere anche parte non solo attiva, ma forse anche di regia. In alcune realtà lo sono state, devo dirlo, cioè in alcuni di quei gali gli ecomusei hanno rappresentato, qualcuno sorride in sala, ma ha capito di chi parlo, hanno rappresentato veramente alcune scelte importanti dei gruppi di azione locale. Ma anche qui, perché? Perché non ci sia la solita divisione, passatemi il termine che qui asmo per capirci, a pioggia di quei contributi, ma perché ci sia un progetto di sviluppo di quel territorio, di quell'area. Perché altrimenti qualsiasi finanziamento tu metta in campo è molto più semplice spacchettarlo in tantissimi piccoli contributi che accontentano molte più persone. Allora io dico, la regia è fondamentale in una fase come questa, sia per la parte che riguarda i gruppi di azione locale, per avere un'idea di sviluppo di un territorio, sia, permettetemi, perché questa volta nel programma di sviluppo rurale abbiamo anche innestato questa novità, nelle aree non coperte dalla strategia LEADER c'è proprio una misura specifica del programma di sviluppo rurale che si chiama cooperazione territoriale e sviluppo territoriale, dove anche gli altri comuni, quelli della pianura per capirci, possono pensare delle strategie di sviluppo. Credo che su queste cose gli ecomusei, per quanto hanno dato e quanto possono dare, siano fondamentali, anche in termini sia di contributo,
ma secondo me anche in termini culturali rispetto alle scelte che sono state in grado di mettere in campo in questi anni. Fondamentale secondo me è mantenere il dinamismo che sempre hanno avuto, affrontare alcune scelte e però da quelle essere in grado di avere un rapporto molto forte col territorio dove sono insediati. E permettetemi, questa è una richiesta che faccio anche alla rete museale della nostra regione, la rete ecomuseale della nostra regione, scusate, anche un rapporto molto forte fra di loro, perché la rete regionale secondo me è fondamentale per aiutare il decisore politico e anche la percezione dell'importanza di quello che fa. Grazie.